Ben ritrovati cari telespettatori, grazie di essere qui con noi, grazie al nostro ospite di essere presente. E allora Marco Trevisan, neo eletto presidente di Confapi Padova, grazie. Buongiorno. Allora, ci fa piacere averla qui con noi perché potremo affrontare uno spaccato della società economico-produttiva del nostro territorio. Confapi Padova rappresenta un bel po' di aziende del territorio piccole e medie, però è emblematica come realtà, molto importante, strategica, e quindi far capire ai nostri telespettatori, che possono essere anche del settore, perché sappiamo che ci sono anche imprenditori che ci seguono, come stanno andando realmente le cose, perché poi si dice una cosa, poi chi la vive dice non è questa, però chi rappresenta le aziende può dirlo a buon diritto. Però prima vogliamo anche far conoscere il nuovo presidente di Confapi. Chi è? Chi è quindi Marco Trevisan? Da dove viene? Marco Trevisan è un imprenditore, ho 56 anni appena compiuti, ho due figlie meravigliose di 16 e 20 anni. Vengo da una carriera particolare, ho fatto una strada un po' diversa, non sono un imprenditore di seconda generazione, ma dopo gli studi in economia ho fatto il manager per 20 anni. Ho avuto la fortuna di lavorare per multinazionali molto belle, fra cui per esempio 11 anni in Porsche Italia qui a Padova come direttore marketing fino al 2012. Ho passato in metalmeccanica, diversi ruoli in azienda, poi ho fatto il direttore generale di un gruppo nel settore plastica fino al 2015 e dopo ho avuto la possibilità di diventare imprenditore grazie a V-Network. V-Network è una società, è un SPA che riunisce un'ottantina di imprenditori veneti e alcuni friulani, quindi del Triveneto, che opera diciamo come una sorta di club deal, anche se in realtà... Che tradotto vuol dire? Club deal è un'attività simile a quella di un fondo di investimento che però ha delle logiche un po' diverse, un po' meno spinte, meno aggressive. V-Network lo è ancora meno. V-Network investe, compra aziende senza un'ottica di uscita, senza un'ottica di realizzo nel breve termine, ma per sviluppare l'industria, le aziende, per portare avanti un discorso imprenditoriale veneto. Oggi V-Network ha più di 20 aziende, ha preso Fantic Motor che usciva da un fallimento una dozzina di anni fa, oggi l'ha portata a un fatturato enorme, l'acquisizione di Bottecchia, Motori Minarelli, a un'azienda che ha ormai quasi 1000 dipendenti. E appunto con loro abbiamo acquisito la Trevisan SRL, azienda che si chiama come me ma che non ha nulla a che vedere con la mia famiglia. Trevisan fa trattamenti termici dei metalli, conto terzi, a Massanzago, un'azienda con 35 dipendenti, dove io sono entrato appunto come manager di V-Network nel 2015. Quindi azienda in crisi, V-Network prende aziende in crisi? No, o comunque... prende aziende che magari sono in una fase nella quale necessitano di un rilancio. In questo caso per esempio era mancato il fondatore 2 anni prima e la moglie, la vedova e la figlia avevano deciso di cedere l'azienda per dargli un nuovo slancio. Quindi siamo entrati, io sono entrato come amministratore delegato ma anche come socio, con una quota di minoranza che ho investito con i miei risparmi di manager, e negli anni sono riuscito progressivamente a liquidare tutti i miei soci e rimanere come unico proprietario dell'azienda. E questo si è completato nel 2021. Contemporaneamente nel 2021 ho acquisito Rettifica Nord a Vigonza, sempre nel Padovano, azienda che fa meccanica di precisione, conto terzi, e che anche lì ho acquisito dal fondatore, dal signor Di Barichello, e con l'occasione ho chiesto a mio fratello di rientrare. Lui era all'estero da quasi 20 anni, un ingegnere che parla 5 lingue, in gamba da morire. Abbiamo trovato l'occasione finalmente di fare business, di fare azienda assieme. Quindi oggi seguiamo queste due aziende e diciamo abbiamo una storia così bella anche di famiglia che si è riunita, di grande soddisfazione. Credo, anche di grandi sfide, perché insomma diventare imprenditori non è cosa di poco conto coi tempi che corrono. Sicuramente è una grande sfida. Noi abbiamo 70 dipendenti, abbiamo fatturato quasi 10 milioni l'anno scorso. E in un momento così, diciamo, complicato le preoccupazioni salgono, perché è un momento, diciamo, in cui l'industria sta soffrendo un po'. Esatto, perché? Perché si è parlato fino a poco tempo fa, grande ripresa, grande slancio economico, comunque segnali positivi di crescita, addirittura fatturati superiori al 2019, che si scopre poi col senno di poi che era un anno fantastico, ma invece... Sappiamo però della Germania, a cui molte nostre piccole aziende producono determinati materiali, prodotti eccetera,
che non va bene, no? Cosa sta succedendo qui da noi? Allora, l'economia italiana è ancora in una situazione positiva, non eccellente, non straordinaria, ma direi positiva. Il PIL è previsto in crescita, un po' meno di quanto si pensava fino a poche settimane fa, l'Istat ha aggiornato le stime un po' a ribasso. In generale l'economia va bene, alcuni settori meno, quindi il turismo, i servizi sono, diciamo, settori che hanno funzionato, stanno ancora tirando, l'industria sta soffrendo un po' di più, l'industria è in ginocchio, no, non esageriamo, non è in ginocchio, è in difficoltà. I motivi sono tanti, viviamo innanzitutto una situazione di crisi permanente, abbiamo visto in pochi anni dal Covid alla guerra in Europa, una tensione che è esplosa in Medio Oriente in modo disastroso, una crisi del settore auto forte, pesante, in un'economia come la nostra che appunto agganciata a quella tedesca sta portando delle conseguenze pesanti, una recessione, perché ormai è recessione conclamata in Germania, che è il nostro primo mercato di sbocco, che sta portando degli effetti negativi sui paesi collegati ad essa. Quindi già le nostre imprese incominciano a risentire della crisi tedesca. Guardi, il settore industriale in Italia è al 18° mese consecutivo di calo della produzione, quindi sono cali che seguono un 22-23 straordinari, quindi direi sono quasi aggiustamenti naturali, fisiologici. In questo momento però le difficoltà stanno cominciando a diventare un po' pesanti. Per fermare l'inflazione sono stati tenuti tassi molto alti, i consumi sono calati, gli investimenti sono calati, gli investimenti in impianti produttivi che sono stati favoriti in questi anni dal superammortamento, dalla 4.0, non trovano un prosieguo facile oggi con la 5.0, che è piuttosto macchinosa e complicata e non sta decollando come si vorrebbe. E la 5.0 sarebbe? 5.0 è un meccanismo legato al PNRR di supporto, di stimolo agli investimenti produttivi delle aziende, produttivi e green naturalmente. Quindi ci sono una serie... nell'ambito di compatibilità ambientale, insomma. Certo. E quindi ci sono una serie di fattori che insieme stanno comprimendo la domanda. Il settore auto, dicevamo, è in forte difficoltà. Il settore, per esempio, delle macchine per l'agricoltura, molto importante nel Padovano, sta vivendo delle difficoltà notevoli. Questo? Basti pensare, per esempio, che i mercati principali di sbocco dei nostri impianti, io ho avuto 2 aziende del settore, sono l'Ucraina e la Russia. Si immagini lei quindi tutto l'export verso quei paesi che come può aver vissuto in qualche maniera continua, ma ovviamente con volumi assolutamente inferiori. Ci sono molti settori che stanno soffrendo, in generale noi vediamo come metalmeccanici, come industria, dei volumi decisamente bassi. Personalmente le mie aziende stanno viaggiando a volumi, devo dirlo, inferiori al 2020, che non è stato un anno positivo, per cui per fortuna il 2022-2023 sono stati super, sono stati forti, abbiamo messo fino in cascina, adesso c'è da tenere duro e da tenere botta. Ci sono aziende in cassa integrazione, ci sono aziende che vanno in ferie adesso a ottobre. È un momento complicato. Ma fino a ieri si parlava di ricerca del personale, di mancanza di personale, che le aziende non riuscivano a far fronte alle commesse, agli ordini, soprattutto qua nel nord-est, no? E quindi di addirittura formare immediatamente la velocità della luce degli stranieri, importarli per inserirli nei cicli produttivi. Non siamo più in questa situazione? È vero, questo è un problema cronico, che nei prossimi anni peggiorerà, perché con il calo demografico in atto sicuramente la forza lavoro non sarà numerosa quanto ci serve, non sarà, temo, qualificata come vorremmo noi imprenditori e come serve alle aziende. In questo specifico momento forse è un problema che si sente un po' meno. C'è un momento in cui c'è un po' di offerta di manodopera, un po' meglio del solito. Il momento però è complicato. Per esempio, notizia di giovedì, la Breton di Castello di Godego in provincia di Treviso ha licenzierà, ha messo in mobilità 216 dei suoi 830 dipendenti. L'azienda che si occupa di che cosa per non addetti ai lavori? Breton costruisce macchine per la lavorazione del marmo e delle pietre composite, diciamo. Quindi un settore che ha tirato per tanti anni, che ha dato lavoro a tutti i nostri clienti. Noi tipicamente, essendo terzisti, forniamo i fornitori di queste grandi aziende, i fornitori di Breton, i fornitori di Bedeschi, i fornitori di Fincantieri, i fornitori di queste grandi aziende che lavorano nel nostro territorio. E Bedeschi è in difficoltà, Breton lascerà a casa delle persone. È un momento in cui bisogna stare molto prudenti, molto accorti e fare scelte molto oculate.
momento in cui è difficile investire anche per le difficoltà legate un po' al credito, che non è erogato a tutte le aziende con la stessa Perché facilità. le aziende, da questo punto di vista, l'aspetto del credito è sempre importante, non tutte si sono strutturate, perché le banche richiedono che l'azienda si strutturi e non l'hanno fatto. Perché? Lei che è stato manager, perché? Perché c'è stata un'indolenza imprenditoriale, mancanza di conoscenza o che cosa? Guardi, questo è uno dei fattori, e così ci avviciniamo anche a parlare di Confapi, nei quali Confapi potrebbe essere utile ai suoi associati, ai suoi futuri associati, alle PMI, alle piccole e medie industrie della provincia di Padova. Storicamente le nostre aziende sono un po' deboli dal punto di vista organizzativo, manageriale. Spesso anche per motivi oggettivi. Una piccola azienda non ha la forza per assumere dirigenti o manager così strutturati che si possono occupare di questi argomenti. Spesso sono aziende in mano all'imprenditore che l'ha fondata e che non trovano il supporto del quale avrebbero necessario. Quindi una delle debolezze sulle quali... O che non vogliono trovare, perché anche le situazioni bisogna investire sono le più diverse. Questa è una delle situazioni dove noi proveremo a dare una mano ai nostri imprenditori associati, ai nostri colleghi, ai nostri amici, perché specialmente nei momenti in cui le difficoltà arrivano, poi affrontare il tema del credito e della finanza in modo un po' più organizzato è molto molto utile. Infatti, quindi questo è un aspetto, una criticità, diciamo, del sistema, senza alcun dubbio. L'altra criticità qual è? Io vorrei puntare subito a bomba anche al discorso della questione indipendenza energetica, di questo passaggio epocale che ha messo poi in crisi per esempio il sistema tedesco e non solo. Guardi, le parlo con una certa cognizione di causa, perché una delle nostre due aziende è sia energivora che gasivora. Noi consumiamo quantità industriali, giustamente, di gas e di energia elettrica. Abbiamo affrontato nel 22-23 aumenti che sono arrivati al 1000%. Il mercato è stato sconquassato, devastato da questi aumenti, legati alla fine a grandi speculazioni a livello internazionale e a livello mondiale. Oggi i prezzi sono tornati su livelli un po' più sostenibili, ma parliamo di 100% superiori a quello che erano 3-4 anni fa, prima di Quindi c'è ancora una speculazione in atto? Il mercato decide, verosimilmente sì. Questa è una delle grandi difficoltà che caratterizzano la nostra industria, perché noi non siamo competitivi rispetto ai nostri competitor, appunto, internazionali. Basti pensare che negli Stati Uniti il costo del gas industriale era 10 euro al megawattora nel 2023, in Cina era 40, in Europa era più di 60. Come possiamo essere competitivi in una situazione di questo tipo? Quindi questo è per l'Europa, in particolare poi in Italia i prezzi dell'energia e del gas sono i più alti del mondo. Quindi anche quando durante il Covid le aziende spagnole, francesi, tedesche sono state supportate dal sistema, in Italia ci siamo arrangiati con qualche credito d'imposta, con un piccolo aiuto che è stato apprezzato perché ci ha dato un po' di respiro, ma che rispetto al disastro dei nostri conti economici non era sufficiente. Quindi certamente è un grande punto di debolezza dell'economia italiana e dell'industria. Torniamo su questi temi, parliamo appunto anche di transizione energetica, l'impatto che concretamente ha sulle imprese del nostro territorio o che potrebbe avere, insomma adesso stiamo a vedere anche insieme. Restate sempre con noi, pochi secondi.